È più importante di tutto dare sostegno alle persone che si trovano vittime della ludopatia e soprattutto alle famiglie che gli stanno vicino. Questa malattia sta prendendo decine di migliaia di persone in Veneto e distruggendo le loro famiglie. Le strutture sociosanitarie in alcuni casi sono molto addentro al problema, in altri casi lo sono meno. Con questa proposta di legge noi vogliamo uniformare questa situazione in Veneto per dare una risposta che sia a 360 gradi su tutto il territorio. Abbiamo coniato due slogan, uno in inglese, slot free, e uno in veneto, no voglio slot. Secondo noi è importante informare la gente di quanto pericoloso sia questa attività. Dobbiamo trovare tutti i modi che abbiamo a disposizione, anche quello della collaborazione con i bar, ai quali dovremo dare un sostegno a quelli che si impegnano a contrastare la diffusione di questa attività, perché se un bar rinuncia a guadagni facili per salvaguardare la salute anche mentale delle persone va sicuramente premiato. Esiste l'articolo 20 della finanziaria 2015 che praticamente è la legge contro il gioco d'azzardo, approvata dopo 2 anni di lavoro in commissione facendo sintesi di 5 proposte nella precedente legislatura e che però non è ancora applicata. Quindi chiediamo di dare applicazione a quella norma che già esiste e di andare subito all'operatività dei servizi all'interno delle ULSS, dare spazio ai comuni per poter applicare, regolamentare gli orari di apertura dei servizi e fare in modo che il gioco d'azzardo sia un impegno immediato di tutto il territorio veneto.